Ciao a tutti, oggi siamo qui con Rigoni Simone, un nostro vecchio consulente e amico. Ciao Simone, grazie di essere qui con noi. Intanto racconta chi sei tu e cosa fai. Allora, io in questo momento lavoro per un fornitore di gas e energia elettrica, ok? Un fornitore molto conosciuto nel Veneto. Nello specifico mi occupo della gestione di tutta la rete commerciale in diretta, quindi tutte quelle che sono le agenzie commerciali che lavorano per nostro conto, e gestisco quelli che sono i negozi della nostra rete che abbiamo su tutto il territorio, principalmente Veneto, Lombardia e Puglia. Ah però? Sì. Quindi hai il tuo bel da correre, il tuo bel da fare. Sì, decisamente. In cosa può essere utile il tuo lavoro e come fisicamente procedi per aiutare i tuoi clienti? Allora, noi riusciamo a soddisfare i clienti perché tramite la rete in diretta, quindi agenzie e commerciali, riusciamo a visitare di persona quelle che sono le aziende finali, okay, che decidono di passare con la nostra compagnia. Per il privato, essendo molto radicati, okay, nel territorio, solo in Veneto abbiamo 48 negozi, quindi comunque siamo molto presenti sul territorio. Il privato, che può essere il giovane che ha appena aperto l'utenza a nome suo, o l'anziano che ha bisogno comunque di un punto di riferimento fisico, giornalmente trova all'interno dei nostri negozi delle persone sicuramente preparate a livello tecnico, con le quali curiamo sicuramente moltissimo l'aspetto umano. Benissimo. E per noi agenzie immobiliari, per esempio, che siamo coinvolti nella voltura delle utenze, perché uno compra o perché uno appunto magari entra in affitto su una casa o su un capannone, poter chiamare te o dare il tuo contatto a questa persona gli si può servire per avere una consulenza e anche per poi essere aiutata nella compilazione della modulistica, perché è veramente una parte. È una parte, sì, purtroppo il nostro settore, quindi gas e energia elettrica, come tanti altri settori, prevede comunque un bel po' di carta, un bel po' di dati, e noi lavoriamo bene perché appunto avendo i negozi il cliente si affida completamente a noi. Nel nostro settore, come nel settore immobiliare, ci sono veramente tantissimi competitors, ok? Questo è un male perché effettivamente c'è un po' di confusione sul mercato, almeno parlo per quanto riguarda il gas e l'energia elettrica. È un bene perché la parte umana è tornata a farla un pochino da padrone, quindi la differenza non la fa tanto l'insegna, il nome, la fa la persona che ti promuove il servizio, che ti spiega come funziona, che ti segue dalla sottoscrizione all'attivazione finale. Certo. Una domanda così che mi viene in mente da persona che molto spesso deve interagire anche con l'aspetto delle utenze, ma come mai i gestori a un certo punto hanno sentito la necessità di aprire dei negozi fisici? Perché come dicevo prima, la concorrenza è tantissima e spietata e quindi ti devi differenziare dalla massa e ti devi differenziare anche dalle grandissime compagnie che esistono magari da più tempo di te. Per un'azienda come può essere la nostra, ma anche come può essere nel tuo settore, Leonardo, il cliente finale è la parte più importante di tutto il processo, ok? Per il cliente avere un punto di riferimento che non è tanto il negozio quanto la persona che c'è dentro, ok? È fondamentale. Io gestendo i negozi ne giro 7-8 al giorno e il cliente non entra chiedendo della compagnia che gli sta fornendo gas e energia elettrica, ma chiede di Laura, chiede di Claudia, chiede di Veronica, ok? Certo. Chiede direttamente della persona con la quale ha sottoscritto, la persona che magari gli ha spiegato la bolletta, la persona che la segue per le nuove aperture, quindi avere un negozio di riferimento con una persona ben precisa all'interno fa sicuramente la differenza per noi. Certo, bene. Qual è l'obiezione che ti fanno più spesso? Allora, l'obiezione che ci fanno più spesso è, visto il periodo storico, ci dicono siete tutti uguali, voi delle compagnie di gas e energia elettrica siete tutti uguali. E qui rientrano prepotentemente a nostro favore i nostri negozi. Io ne parlo spesso dei negozi, certo, ma è un vanto per la nostra compagnia. Certo. E non mi vergogno e non ho paura a dire che
molte altre compagnie ci imitano e casualmente aprono i negozi a fianco ai nostri. Esatto. Ok? Quindi avere il punto di riferimento mi fa superare questa obiezione che mi sono sentito dire tantissime volte, perché effettivamente io al cliente sono libero di dire non sono come tutti gli altri, perché io effettivamente una cosa per un'altra non te la posso dire. Ti dico una cavolata oggi, domani tu sai dove trovarmi. I nostri negozi sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 della mattina alle 7 di sera, quindi il cliente ha modo comunque di rintracciare la persona con la quale ha stipulato il contratto, e effettivamente noi dobbiamo dire le cose come stanno. Certo. Certe volte quasi esageriamo, perché ci teniamo che il cliente vada a casa convinto di quello che ha fatto, e la nostra migliore pubblicità è il passaparola, e quindi il cliente soddisfatto ti porta sicuramente un grande ritorno. E mio papà mi diceva sempre: acquisire un cliente è complicatissimo, perderlo ci vuole un attimo. E quindi noi comunque sì, ci sentiamo dire quell'obiezione, ma riusciamo ad ovviarla molto facilmente. Benissimo. Quindi, ma le persone devono venire solo in negozio o ci sono altri modi per raggiungervi e avere la vostra consulenza? No, allora, chiaramente i negozi sono per quei clienti che allora, cliente magari un po' più anziano, che ha poca dimestichezza con il digital, però effettivamente un cliente che vuole passare all'interno della nostra compagnia può andare tranquillamente nel nostro sito, c'è il format da compilare, e in quel caso il cliente procede direttamente con l'attivazione del servizio, oppure se preferisce viene contattato dal nostro servizio clienti, che lo mette in contatto con uno dei nostri commerciali, che lo va a visitare direttamente a domicilio. Quindi in questo momento un cliente che vuole passare con noi ha almeno 3-4 canali diretti per poter procedere con l'attivazione, tempo della sottoscrizione 1 mese, e diventa nostro cliente. Benissimo, questa è un'informazione utile, perché giustamente Certo. qualche volta ci vediamo anche qui, quindi è un servizio importante, perché a volte anche fisicamente per le persone spostarsi o raggiungere i negozi magari diventa più complicato, certo. Quindi è una cosa che era giusto dire. Raccontaci delle casistiche sulle più frequenti di difficoltà dei clienti vostri in materia contrattuale, per esempio. Allora, la difficoltà che hanno molti nostri clienti è sempre legata alla quantità di competitor che ci sono comunque nel nostro mercato. Noi mensilmente siamo costretti a gestire pacchetti di nostri clienti che hanno cambiato operatore senza nemmeno saperlo, ok? Come in qualsiasi settore c'è chi lavora bene, onesto, pulito, limpido, c'è chi lavora in maniera magari un pochino meno chiara, ok? In Italia esistono chi non riceve una qualche telefonata ogni giorno da parte di un qualsiasi call center che vuole vendere qualsivoglia, ok? E noi un grosso problema che dobbiamo gestire è proprio questo, quindi i competitor che lavorano non sempre in maniera pulita, il cliente non sa nemmeno di aver cambiato operatore, quindi di essere uscito dalla nostra compagnia, se ne accorge quando vede che effettivamente la bolletta è di un altro operatore, e quindi noi mensilmente dobbiamo fare un lavoro di spiegazione di cosa potrebbe essere successo e di riacquisizione di quello stesso cliente. Questa è la problematica che ogni mese ci impegna di più, sia a livello pratico che a livello di tempistica. Ho capito, vedi, questa è una cosa che non tutti sanno effettivamente. Con questo non voglio dire che la nostra compagnia sia infallibile. La compagnia di gas e energia elettrica immacolata la devono ancora inventare, ok? Anche noi abbiamo i nostri problemi. Ci sta che ci sia qualche cliente poco contento di noi, però spesso quel cliente scontento è quello che, gestito nella giusta maniera, ti porta le più grandi soddisfazioni. Primo, perché se gli risolvi il problema, comunque è un cliente che non ti lascerà mai, sarà fidelizzato, non dico per sempre, ma quasi. E se potrà fare il tuo nome a qualcuno per magari dare un consiglio su una compagnia alla quale potersi affidare con le utenze, sicuramente farà il tuo. Quindi anche noi abbiamo i nostri problemi, ma ripeto, avendo i negozi
è brutto da dire, siamo costretti a gestire le Certo, problematiche, certo. ma ci fa estremamente piacere perché quelli sono i clienti migliori. Benissimo, giusta precisazione. Io ti ringrazio moltissimo per la tua presenza, per le Grazie a grandi te. informazioni che ci hai dato. Se vi è piaciuto questo video, ricordatevi di seguirci nelle nostre pagine social e di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella. Ciao a tutti! Ciao!